Dopo la 10ª edizione che è andata in onda la scorsa estate, questa 11ª, nonostante siano 10 gli anni, è un po' diversa, nel senso che già quest'estate avevamo annunciato orari differenti, così come è stato proprio da giugno in poi. E stiamo continuando su questi orari perché dalle 18 alle 20:20 si può fare un altro tipo di trasmissione. Infatti non a caso l'abbiamo chiamata Alla Catalla fuori dal coro, proprio per evitare di fare una cosa che ormai era dilagante, insomma c'era molta similitudine anche in altre radio con trasmissioni quasi simili ad Alla Catalla, allora abbiamo deciso di fare qualcosa che fosse diverso, con le rubriche dentro, con gli ospiti, con la musica live e soprattutto con un orario differente, con la radiovisione e anche con l'idea di andare in onda in diretta da una vetrina del centro storico, quindi insomma alcune novità hanno fatto in modo che la trasmissione si rinnovasse, ma non abbiamo finito qua perché ancora ci sarebbero molte altre cose in itinere e altre che dovranno arrivare, per cui piano piano cercheremo di completare questo processo di trasformazione di Alla Catalla che prima o poi diventerà stabile e allora davvero potremmo dire della partenza di un altro corso. Ma non lo sappiamo ancora perché purtroppo la situazione economica e anche delle radio e delle tv locali non ci consente di fare progetti a lungo termine. Diciamo che viviamo un po' tutti alla giornata e che man mano, vedendo, facendo, realizziamo le cose. Noi ci proviamo anche a immaginare una edizione estiva, perché noi in costume, se ce la fanno fare, con piacere.